Questa trasmissione è offerta da Centro Dentale Coop. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Lo Sapevo e con due nuove Pro Loco che tornano in studio, anche con diciamo un direttivo rinnovato, con un nuovo presidente, quindi racconteremo anche la loro storia, le loro novità, ma soprattutto si sfideranno perché è l'ultima puntata della prima fase e poi si andrà alla seconda fino naturalmente a maggio con la finalissima di Lo Sapevo. Ma quali sono le Pro Loco in gara questa sera? Sono la Pro Loco di Tolmezzo, capitanata da Emanuele, lui, nuovo presidente, freschissimo, giusto? Freschissimo, sì, di 6 mesi e mezzo, non capisco il senso di questo sorriso. Bene, bene, mi fa piacere, poi ci racconterai un po' anche delle vostre iniziative, di quello che è un po' anche del direttivo, dei vostri ragazzi. E invece c'è un giovanissimo capitano per la Pro Loco di Forgare nel Friuli che è Giovanni, eccolo qua. Buonasera. Il presidente Walter e anche lui ci racconterà tutte le novità della Pro Loco. Ci fa piacere che siete qui perché siete una new entry, quindi grazie per essere qui, perché ci fa piacere anche dare spazio a tutte le altre Pro Loco, alle iniziative e naturalmente a tutto il movimento di volontari che sta dietro a un'associazione come le Pro Loco. E invece lui non è lui, ma certo che lui, sempre con la sua sciarpetta, la sua barbetta, Claudio Romanzin, eccolo! Una new entry? Una new entry anch'io. Beh sì, è una new entry rispolverata, diciamo. New entry, new esci, new entry. Come va? Tutto bene? Ti vedo in forma? Sì. Sei sempre con la sciarpa dall'Argentina, ma volevi tranquillizzare tutti a chiesa, non è che sono fermata a dormire qui per 15 giorni, è che hai nome chiesto, cioè nel senso io speravo di chiedere una sciarpa dal Brasile, di al Sacramento all'Ostia, e noi hai nome chiesto, allora tengo in chiesto. Va bene, dai, va bene. Perché magari qualcuno a casa vorrà regalarti una sciarpa, mandatela qui a Telefriuli e poi io la porterò naturalmente a Claudio. Lanciamo un appello. Vabbè, magari arriva, sta attento. Come va ragazzi? Siete pronti con le vostre pulsantiere? Avete chiaro il programma e i giochi? Emanuele, tu che sei... Più o meno, dai. Più o meno? Sì, le affrontiamo con lo viso alto e vediamo cosa succede, insomma. Va bene. Poi sai, la tua squadra ti può dare una mano. No, deve. Ho due persone che sono qui che hanno già affrontato il quiz, la sfida, mi ricordo loro due, gli altri tre non me li ricordo, ma il ragazzo lì che è stato anche il capitano, se non sbaglio, e la signora dietro che è molto grintosa, ti può dare una mano. Giusto? Sì, lo spero. Sì. Per voi è la prima volta, ma insomma avete un giovane capitano. Ci proviamo, dai. Sicuramente sarà, sarà semplice anche per voi. Andiamo avanti, allora scopriamo il primo cubo virtuale, quindi il primo argomento della serata. Pronti con le pulsantiere, ma andiamo a vedere il primo quiz. Territorio, andiamo a Variano. Che cosa c'era in origine sul sito dove sorge la chiesa di San Leonardo a Variano? Una faria longobarda, un convento, un castelliere, una palude. Forgaria dice un castelliere ed è la risposta esatta, quindi subito conquistate 4 punti. Ho sentito l'aiutino che ti è arrivato da qua, il Walter. presidente. Il presidente è informatissimo, come Claudio, no? Ti ricordavi del castelliere tu? Sì, ma si vede che io e il presidente di Forghiare, dalla Pro Loco di Forghiare, eri insieme che volte dall'età dal Bronx, dal Fier lì, no? Infatti lui ha vivito un po' di più che lei sui 3000 anni, io quasi, e insomma ieri lì a Varian, io e lui, e vi metto su in pischi Chiastellirchi. No, il Chiastellire è uno dei tanti, ecco, i Chiastelliri sono una caratteristiche dalla storia, dal Friuli, no, dal Friuli, anche dall'Istria, di altri sbagli, ma tipiche vonde dal Friuli, è questa specie di ville di paese fortificato, no, così faceva una lezione di storia per Alexis, che andare in tanti Friuli, e lì, insomma, alla fine, dopo tutta una storia di Robis, hanno fatto anche un chistielto al Medioevo, e dopo le vengono su
queste iglesie di San Leonardo, che sareste anche lì di Fevelabbiel, ma non lo farai. Giusto, perché se dobbiamo dare anche pubblicità, dopo andiamo sì, fuori. Sì, perché dopo sennò tutto rogni, masse robis di imparano, vabbè. Emanuele, sei arrivato dopo, non eri convinto? No, ho scoperto una cosa che non conoscevo, molto semplicemente, e che anche qua dietro di me non conoscevano. Va bene, va bene. Sono masse giovani, sono eri loro. No. Va bene. Allora andiamo avanti, vediamo se il prossimo sarà più semplice per te, Emanuele. Andiamo a vedere il cubo virtuale, quindi l'argomento. Territorio, andiamo a Jalmicco, il paese detiene un record in Friuli, il più grande numero di aziende vinicole, cippi di confine, affreschi votivi, portoni di legno. Portoni di legno, no, si confondono con un altro paese. Secondo me portoni di legno. Portoni di legno? Invece vediamo Tolmezzo, la possibilità di rispondere, dicono anche loro portoni di legno. No. No. Come mai ti sei un po' perso? È arrivato suggerimenti sbagliati. No, ma l'ha data lui come risposta. Vabbè, no. Dai, ci può stare che... E invece, scusa, perché si sono confusi con un altro paese? Ma, allora, portoni sono dappertutto, non è che... Sì. No, Jalmicca, che per cui non lo sa, le Donge Palme, quindi vicino a Palmanova, ha questa caratteristica, ha più di una ventina, mi pare, di cippi di confine, i Tiermis per Furlan, perché il confine tra l'Austria e la Repubblica di Vignesie e l'Italia passava proprio di lì, cioè Palme era Italia o Vignesie, e Jalmicca era Austria. E il confine era però tutto un su e iuli, perché era in i terreni di qua di là, e dunque aveva una schirie di Tiermis di Pierre, anche grani, che sono lì, e andai passa e vinci. Ha queste particolarità, se volete passare su Alc, là lì. No, voi siete solo a Tolmezzo, Jalmicco non andate mai, quindi non vi siete mai accorti, no? E neanche loro, quindi era proprio fuori zona. Provate a camminare lì in ciopedais. Va bene, andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento, così vediamo se Tolmezzo riesce a dare la prima risposta. Enogastronomia. Crema spalmabile di carni e lardo speziati tipica della Val Canale, shot noodle, cremino, Gaitaler con... Sassacca. Lo fa apposta, Claudio. E Tolmezzo dà la prima risposta. Sul mangiare non si sbaglia, Tolmezzo. Esatto. Anche... No, la C, dimmi tu come si legge. Gaitaler Olsken Frigga. Come lo leggi? No, a me piace mettere in difficoltà Alexis. Sì, l'abbiamo capito. Comunque, giusto per la cronaca, visto che stiamo parlando di cibo, e che è ora di cena, noi vi saltare la cena, ma a casa insomma sono camagni, gli shot noodle sono gnocchi di squette, tipici dalla Carinzie. E il cremino manco il gelato, ma non c'entra nulla, e invece che l'altri, è praticamente un piatto veramente gustoso, tipicamente vegano direi, di patate, pancetta e formaggio. Sì, ma come si legge? E tutto che seppi, io l'ho chiamato scritto Gail Alter, Gail Thaler, och, Necht Frika. Va bene. Ok, boh. Comunque l'importante era l'ultimo. Va bene. Bravi, l'hai mai mangiata? C'è in Calabria una versione molto simile anche. Ah, ok, quindi tu mangi la versione carnica, sì, giustamente. Sì. Mi pare giusto. Bene, e questa versione carnica ti porta a conquistare 3 punti, quindi bene, benissimo. Insomma, vedi che il mangiare funziona. Forgaria 4, Tolmezzo 3, allora andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, perché vi spiego, i quiz vengono valutati il punteggio a seconda della categoria. Cultura è quella con punteggio maggiore, da 5 a 10 punti, qua da 2 a 5 a seconda delle tempistiche che avete per rispondere. Allora andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. A chi è intitolato dal 2007 l'aeroporto dei Ronchi dei Legionari? Primo Carnera, Nereo Rocco, Italo Svevo, Pietro Savognac di Brazza. Forgaria risponde subito, senza sbagliare, grazie al Presidente che ti dà tutte le risposte. Ormai è una garanzia. Vedi, è una garanzia. Anche perché tu lo sapevi o no, Giovanni? No.
Zero. No, cioè proprio... Mi dispiace. A Tolmezzo? Non abbiamo fatto in tempo, non ho fatto in tempo a Non hai toccare. fatto in tempo, vabbè, è stato veloce Giovanni. Era semplice questa. Beh sì, anche perché è difficile perché nessuno lo conosce come con quel nome lì. Cioè già si chiama aeroporto, si chiameresse aeroporto del Friuli Venezia Giulia di Trieste Ronchi dei Legionari. Sì. Che già che era un chilometro, e poi l'hanno chiamato Pietro Savorgnan di Brazzà. Quindi tu capisci che è impossibile, allora tutti lo chiamano l'aeroporto di Trieste o di Ronchi. Però invece è stato intitolato di poco a Pietro Savorgnan di Brazzà, parentesi di 10 secondi, non di più, esploratore francese ma di origine friulana, che esplorò nella fine dell'Ottocento il bacino del Congo ed è passato alla storia perché è stato l'unico esploratore europeo che ha trattato in modo corretto e da pari gli indigeni locali, tant'è vero che di tutte le città che avevano intitolate ai conquistadores europei in Africa, l'unica che ha tenuto il nome è Brazzaville, che è la capitale del Congo, che ha tenuto il nome perché era l'unico che meritava una roba del genere. Beh, un applauso a Claudio che ci dà tutte queste pillole di conoscenza. Bravo. Andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo quiz. Intanto Forgari ha 9 punti, Tolmezzo 3. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale. Cultura, più punti in palio, più tempo per pensarci. A proposito di Sanremo, la cantante Elisa vinse l'edizione 2001 con quale brano? Luce, gli ostacoli del cuore, ti vorrei sollevare a modo tuo. Forgaria risponde subito con Luce. Bravo Giovanni, bravi ragazzi. Giovanni, ti ricordi questa canzone? No. Come no? Devo ringraziare i miei compagni di squadra che... No, io volevo che tu me la cantassi. No. Allora, È 2001. 2001 proprio No, sono fuori età, mi dispiace. Niente, solo Fedez, quelli di adesso. No. Neanche quelli. Anni 80, anni 80. Anni sì. 80? Proponiamo una canzone. Quindi, no, mi pare di capire che dal 2001 non era nessuno, No. ma te hai Anni 80. Sì. Ma pensa com'è strano, no? Un po' confusionale. Un po' di confusione, vabbè. Così, tu invece Io sei arrivato avevo tardi. calcato subito dopo di lui. Vabbè, è veloce. più veloce, ragazzi. Più veloce. Ma chissà se sarà veloce anche nei prossimi quiz, anche perché adesso c'è il momento del proverbio in friulano. E quindi, caro Emanuele, toccherà a te perché la proloco di Tolmezzo è in svantaggio. Andiamo a vederlo insieme, sì, 3 punti Tolmezzo a Forgaria 19, ma andiamo con il nostro prestigiosissimo Claudio Romanzin a vedere il proverbio e anche a leggerlo, lo leggi tu. Quan che non de pluglia l'inis e gli bui neanche un ecciore. Allora, caro Emanuele, hai il tempo della pubblicità per pensarci? Ti aiuti un attimino con la traduzione, ti consulti con la tua squadra, subito dopo la pubblicità ti daremo la possibilità di rispondere. Ok. Se sbaglierai risponderà la Proloco di Forgaria. Quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo, con il proverbio. Bentornati a Lo Sapevo, ci siamo lasciati con il primo proverbio in friulano della serata, vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio, ma la Proloco di Tolmezzo intanto si è consultata, hanno cercato i significati per arrivare appunto a quello che potrebbe essere la soluzione, ma rivediamolo in grafica così anche a casa riescono a ripensarci, a capire quella che potrebbe essere la soluzione. Claudio. Quan che non de pluglia l'inis e gli bui neanche un ecciore. Ecco, allora adesso io voglio sentire il significato. Emanuele, a te la parola. Allora io inizierei dicendo che è un proverbio che ha un senso tipicamente montano. Ah. Perché in montagna già ce ne sono poche di galline, no? Quando finiscono anche quelle mangiamo quello che troviamo, in questo caso un corvo, però sì, insomma, quando non ce n'è abbastanza di un tipo noi ci adattiamo e per sopravvivere mangiamo quello che c'è di disponibile. Ah. Allora, preoccupante queste robe, io non Sì, disaimi che io non vengo, sì.
Bisogna si vede che sei sul camarin, sale plane, sale voi, prima di venire di Guaz. Comunque sì, il significato era chiaramente che bisogna adattarsi. Quando non vedi una roba bisogna adattarsi con c'è calè. Quindi e voi vi siete adattati? Noi ci adattiamo. 5 punti conquistati dalla Proloco di Tolmezzo. Avete conquistato 5 punti, quindi bene. Giovanni, tu avresti dato questo tipo di risposta? La risposta era simile. Sì. Loro, sì. Boh, bene. E quindi 5 punti Tolmezzo ed è a 8, Forgaria 19. Ma pronti con le vostre pulsantiere perché partiamo subito con i prossimi quiz e quindi andiamo a vedere il cubo virtuale, il prossimo argomento del quiz. Sport, chi sarà più sportivo? 15 secondi da 2-5 punti. Che rapporto lega la sciatrice Emanuela Di Centa con il mezzofondista Venanzio Ortis? Venanzio Ortis. Sono marito e moglie, cugini, fratellastri, coetanei. Forgaria dice marito e moglie e invece Tolmezzo dice cugini ed è corretto. Bravi! Bravi, bravi. Qualcuno di voi li conosce? Conoscete così? La signora ha detto cugini, per quello pensavo... Sì? Sì, beh, insomma, Manuela Di Centa la conosciamo. Cioè, la conoscete, quindi sapete anche un po'... Più o meno, sì. Cioè, sai i pecciosi di Duccia, sai? Sì, no. Ecco, vediamo la situazione. Forgaria 19, Tolmezzo 12. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Pronti con le pulsantiere? Com'è chiamata la strada regionale 252 che collega Codroipo a Gradisca di Sonzo? Napoleonica, del Tagliamento, Ferrata a Fontebana. Tolmezzo dice la Napoleonica ed è corretto. Non avete risposto voi perché... Ma sapevi Napoleonica o no? Napoleonica, quella, pensavo fosse quella di Cornino. Però... È perché tu fai quella, no? Quindi per te tutte quelle... È vicino a casa mia, allora niente. Vabbè, dai. Lascia stare. Vabbè, tanto tu metti il navigatore, sì, no? Esatto. Ormai i giovani utilizzando il navigatore non sanno più che strade fare, no? Perché fa tutto il navigatore. No, beh, ma scusa, non tu puoi dispretendi, cioè lui era nasciuto dagli anni 80, ma non era nasciuto dal 2001, è un momentino sbalestrato, no? Scombusolato. Bene, allora 4 punti conquistati da Tolmezzo, adesso vediamo com'è la situazione. Forgaria 19, Tolmezzo 16, andiamo avanti e proseguiamo con i nostri quiz, quindi pronti con le pulsantiere perché poi ci sarà anche lo spazio per il gioco in friulano. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti. Come si chiamavano i 3 fratelli Basaldella, grandi artisti friulani del Novecento? Pietro, Giovanni, Giacomo, Dino, Mirko e Afro, Raffaele, Rocco e Nicola, Tizio, Caio, Sempronio. Tolmezzo risponde, ci ha preso gusto adesso, Emanuele? Così adesso vai come un treno. Beh, chiaro, dovevo scaldarmi. E invece tu Giovanni, cosa succede? Qui sei dato in tilt con la Napoleonica? Colti impreparati. Vabbè, dai. Ma non preoccuparti perché ci sono altre possibilità. Adesso andiamo avanti, ma vediamo perché il risultato con questo quiz da 10 punti naturalmente cambia. Tolmezzo 26, Forgaria 19. Vuoi dire qualcosa sugli artisti friulani? Anche no? No, scherzi. No, beh, sono probabilmente tra i più famosi artisti friulani del Novecento, esclusi i viventi naturalmente, e ha una particolarità, erano figli d'arte, nel senso il padre, gli zii erano tutti artisti e loro hanno sviluppato questa capacità e hanno preso strade però diverse. Dino si è fermato a Udin, Afro all'Elat a Rome e invece Mirko è partito proprio per l'Inghilterra e l'America e ognuno ha sviluppato il suo estro disegno, ecco. Basta, sì, stinga di altri. Andiamo avanti, facciamo un applauso a Claudio perché è sempre preparato, Vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio. Nel
celebre canto, stelutis alpinis, la vedova dove nasconde il fiore dopo averlo baciato? Sotto il cuscino, nel seno, nel diario, in tasca. Non poteva sbagliare Emanuele qua, eh? Mi è arrivato il suggerimento proprio come uno schiaffo. Nel seno, te lo ricordi, vero Claudio? Allora, podare schiantale, ma hanno voi fa concorrenza a Sanremo Justus Newton. Allora no, comunque sì, platile taltosen. Bravo Emanuele, perché adesso sei come velocissimo, bravo. Vedete che Tolmezzo 31, Folgare 19, ma Giovanni tu non buttarti giù, perché poi ci sono anche le parole friulano, c'è un altro proverbio e ci sono altri quiz. Anzi, andiamo subito a vedere il prossimo argomento del quiz. Sport. In quale biennio Massimo Giacomini portò l'Udinese dalla C alla A? 86-88, 81-83, 77-79 o 74-76? Forgaria dice C ed è corretta! Perché te lo ricordavi Giovanni, no? Tu eri lì che guardavi le partite. Esattamente, io c'ero. Bene, dai. Però magari Walter se lo ricordava, qualcun altro? No, Roberto. Lui Roberto, che è un appassionato del calcio, di tutte le partite dell'Udinese. Beh, se lo ricordava. E allora andiamo a vedere adesso il punteggio, perché poi ci sarà un altro proverbio. Tolmezzo 31, Forgaria 23. Lanciamo adesso il proverbio? Anzi no, adesso noi andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità perché c'è Amadeus adesso che invece in un momento, quindi facciamo così, Rai 1 non è in pubblicità, andiamo noi e poi ritorniamo, così intanto lasciamo un attimo vedere Sanremo. Ci vediamo tra poco, lo sapevo. Eccoci qui, siamo tornati a Lo Sapevo. È il momento più temuto delle nostre proloco, quello del gioco in friulano, e quindi lanciamo la sigla tra le due lingue. Caro Giovanni, pronto? La pulsantiera non ti serve, devi solo intanto dirmi qual è la busta che scegli, la 1 o la 2? 1. Allora sai che una e nell'altra c'è il gioco in friulano, o dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano, le 10 parole. Tu che cosa preferiresti? Preferiremo dal friulano all'italiano. Bene, la busta 1 è proprio dal friulano all'italiano. Fatti un applauso, dai, di incoraggiamento. Quindi io, con l'aiuto di Claudio, leggerò il friulano, perché è da ridere, e tu in friulano con l'aiuto di tutta la tua squadra che ti può dare una mano. Considera che la pulsantina non ti serve perché dovrai rispondere solo tu, cioè ti danno il suggerimento ma vale solo la tua parola, la tua voce, perché sei tu il capitano, ok? Sei teso perché questo è un gioco che temutissimo dalle proloco. Vero Giovanni? Un po' sì, un po'. Un po' sì, dai, ma ti aiuterà Walter Sì, che è uno sì. insomma che Confido in sa lui. bene il friulano, quindi... Pronti? Con 1 minuto di tempo, la prima parola... Passare. Il passero. Aquile. Aquila. Ciuite. Civetta. Luiar. Luia. Luiar. Luiar. Lugarino. Parusule. Cinciallegra. Dordul. Dordo. Airon. Cosa ridi? Airon. Airone. Cecche. Checche. Checche. Agazzaladra. Catus. 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 Catusso. No. Passare. Passero. Aquile. Aquila. Aquile. Scusa, aquile. Ciuite. Civetta. Luiar. Luiar. Luia Lugarino. Parusule. Cinciallegra. Dordul. Dordo. Airon. Airone. Tempo scaduto.
sei arrivato fino a Gazzaladra, quindi 8 su 10, 8 punti. Cattus cos'era? Lassiolo. E poi c'era Favite. Favite, l'unghia di gambe curte di vite e lo scricciolo. Sì, si dice. Da notare che molti uccelli hanno anche dei sensi, diciamo così, travisati. Nel senso che, per esempio, un'aquile è una mente acuta, no? Un luiar invece è una persona, un luiar per dire che è un sturnel, che poi tra l'altro è sempre un uccello. Anche Dordul, che lui si mette a ridere, perché si dice che è poco svegliato, che è un Dordul, no? E non vuoi entrare in tal merito invece né dalla Parussule né di immaginavo. 8 su 10, 8 su 10. Bene, dai ragazzi. Giovanni, tirati su. Hai conquistato 8 punti. Emanuele, dall'italiano friulano, dai. Tocca a te sto giro di friulano. Semplicissimo. Semplicissimo. Bene, allora, la busta 2, sempre animali, è un mondo animale questo per te, questa puntata. È in onore della tua tenuta Giusto. leopardata. Animalier. Bene, pronti con la prima parola della busta 2 che è cavallo, Chiaval, mucca, vacche, bue, mancio, cavallo, chiaval, mucca, vacche, bue, il bo, pecora, pieure, asino, asim, no, cavallo, chiaval, mucca, vacche, bue, bo, pecora, pieure, asino, mush, tasso, tac, donnola, bilit, orbettino, guarbite, Sì, va bene. ramarro, sborf, mantide, mantide. Boh, è tempo scaduto, ma 9 su 10, bravi, Sì, Mantide, come si dice? È la muinie. Muine. La muinie. corpo. La muinie. Orpo di Bacco. No, sto tentando di capire il senso col Bras, fatto che comunque mangi la testa. mantide religiosa, insomma, è lì caprei, no? Comunque Bras che hanno dite alla parola tasso, tac, perché lei appunto per fulano la bestia è il tac, invece la planta è il tas, quindi ben, sì. E dopo sull'orbettino abbiamo preso buono, volte dite Warbule o Warbite? Cioè, dite? Warbite. Warbite, che è l'alternativa, noi vai metto Warbule, ma le anche Warbite va benissimo. Sì. Bravi, 9 punti, complimenti. Adesso vediamo la situazione. Vediamo la situazione. Tolmezzo 40, Forgaria 31, sono 9 punti di distacco, ma adesso ci sono altri quiz e dove sono sti quiz? Qua sono quiz, li avevo persi e poi ci sono altre parole in friulano e c'è un altro proverbio, quindi Giovanni non preoccuparti, Va bene. Pronto? Con le pulsantiere, quindi ritorniamo a prendere i vostri telefoni e andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il quiz, l'argomento del quiz. Sport, 15 secondi da 2 a 5 punti. Qual era il cognome originario del grande giocatore e allenatore Nero Rocco? Rocky, Burtone, De Rocco. A, B, C o D? Secondo me B. Forgaria dice A ed è giusto. Bravi! Chi lo sapeva? Una donna ho sentito. Sì. Quindi Giovanni, vedi che hai degli aiutanti. Tutti fondamentali. Tutti fondamentali. Bravo, Tu te lo ricordavi? Ho avuto che non lo sapete, ieri che volte, scusami. Piccola curiosità, si chiamava così perché lui è di Trieste, suo nonno all'era austriaca, veniva di Vienna. E all'era là sta Paramor a Trieste, e lì all'era stata sta, ma il loro cognome di famiglia era Rock. All'estate italianizzato in Rocco, dagli anni 20, quando erano i fascisti,
perché bisognava, una delle condizioni per chi lavoro era di essere italiani e il cognome italiano, quindi Rock è stato italianizzato in Rocco. Bravo Claudio, andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale e vediamo anche il punteggio. No, andiamo a vedere il cubo prima. Enogastronomia. Quali sono i due principali prodotti della frutticoltura in Friuli Venezia Giulia? Pesca e pera, mele e pesca, mele kiwi, mele e pera. Non può sbagliare Tolmezzo, che fa la festa della mela. Non si può sbagliare. Assolutamente. Bravi, oh, fatevi un applauso allora. Meno male che hai risposto subito. Meno male che hai risposto subito. Sì, no, ma devo anticipare perché ha la mano rapidissima. Infatti, ride adesso. Adesso fate vedere il punteggio perché sono curiosa. Sì, Tolmezzo 45 e Forgaria 34. Giovanni, ti risulta? Sì. Boh. Adesso andiamo avanti, concentrati perché andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Vediamo assieme. Sport. Quante sono le società di pallavolo regione aderenti alla FIPAV? 107, 77, 147 o 117? Allora, Tolmezzo dice 77 non è corretto, quindi Forgaria ha 3 possibilità di risposta. E che fortuna, Giovanni? Le hai contate tutte, Giovanni, o hai sparato? A casissimo. Fortuna, no? Ci vuole anche quella? Claudio? Perché chi ha detto me? Ha indovinato, l'ha buttata, l'ha indovinato. 117, confermi, ieri qualche alleanza iscritti si era in più. Ok, allora andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento, poi vedremo anche il punteggio. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale di questi non è un ingrediente tradizionale della cubana? Pinoli, mandorle, noci, uva. Vedi, sul mangiare non sbagliano Tolmezzo, No, neanche una. Ho bravo. un talento naturale. Non si è vista però, ha fatto la mossa così con la faccia. Carina, non si era vista, però insomma è così, il talento naturale si vede. Esatto. Invece Giovanni, tu invece mangi solo preciso per la linea e la cubana non la mangi tu? No, la mangio, volentieri. Boh. La mangi volentieri, Sì, però sì, le mandorle non le avevi sentite tu? Sì, ma non mi è arrivato il suggerimento troppo tardi. Troppo tardi. Anche quello, perché l'avevo già schiacciato. Va bene, andiamo a vedere il punteggio. Tolmezzo 50, Forgaria 38, ma abbiamo ancora un quiz e poi il proverbio. Quindi andiamo a vedere subito il prossimo argomento. Cultura, avete più punti, più tempo in palio. Con quale altro nome è conosciuta Piazza Primo Maggio a Udine? Piazza del Grano, Giardin Grande, Piazza dell'Erba e Piazza del Vino. Tolmezzo ci ha preso gusto adesso, e ha dato la risposta esatta. Giovanni, non vai mai in Piazza Primo Maggio? No, non sono a scuola a Udine. Vedi, per quello non lo sapeva. Io ho fatto Heinz di Marine lì. E lo chiamavi Giardin Grande. Ieri a scuola lì davanti. Nome una precisazione, Piazza Primo Maggio, siccome hai letto su internet un grun di robi anche di Monadis, si chiama Piazza Primo Maggio, non per via della fiesta e del lavoro, ma perché il primo di mai sono la svieto di Udine. Quindi il nome Primo Maggio è legato alla liberazione di Udine. Questa è. Punto? Punto, ma andiamo a vedere il proverbio, Subito, lo lanciamo così velocemente alla Proloco che è in svantaggio, ma lo vediamo prima in grafica. Quarp passut, anime consolate. Quindi pensateci e ci date la risposta subito dopo la pubblicità. Ma prima vorrei vedere com'è la situazione, per immagino sia Forgaria a doverci dare la risposta adesso. Sì. Quindi vediamo il punteggio, Tolmezzo 60, Forgaria 38. Pubblicità e poi daremo la parola a Giovanni e alla sua squadra per rispondere. Tra poco.
Eccoci qua, bentornati a Lo Sapevo con le due pro loco che sono Tolmezzo e Folgaria nel Friuli proprio per un momento decisivo. Giovanni, sai che adesso è tutto nelle tue mani? Lo so, lo so. Non è proprio tutto nelle tue mani perché poi c'è anche il gioco in friulano, però insomma la risposta del proverbio potrebbe essere decisiva. Ma lo rivediamo questo proverbio con il nostro Claudio Romanzini. Mi fai straordinari sto qui. Vabbè, per una volta. Quarp passut, anime consolate. Cosa si intende dire, caro Giovanni? Allora, secondo noi questo proverbio ha un significato che se io mangio, comunque se il corpo mangia, l'anima, diciamo, le cose migliorano. Però potrebbe essere legato a un fatto anche che se io faccio le cose per bene, dopo anche l'anima, cioè, è a posto con se stessa, la coscienza è a posto con se stessa. Allora, disin, due interpretazioni leggermente differenti, nel senso che una è più concreta e una un po' più astratta. È buona la prima, sicuro che vi dite, nel senso non è sbagliata neanche la seconda, ma la prima che vi dite è che è più corretta, perché il senso è giusto, è che quando uno l'ha mangiata, quindi l'ha messo in passo il stomaco, tutte le robe si sono migliori, no? Cioè con lo stomaco pieno tutto è più rosa. Questo è il succo della cosa. Quindi va bene. La concorrente, prima che sentivi che di Tumiecca cisicava tra di loro, ha fatto un esempio che per me era bellissimo. E ha riassunto tutti i significati in una parola enorme. Scusate la pubblicità, ha detto Nutella. E con che l'ha detto? Con che l'ha detto? Che la signora là dietro con le scarpe rosse, no? Le scarpe rosse, quindi la identifico con la scarpa rossa e mangia Nutella evidentemente. Bene, però bravo Giovanni, 5 punti conquistati dalla Proloco di Folgaria e quindi adesso dobbiamo vedere, mi pare di capire che anche se con i 5 punti Folgaria è sempre in svantaggio, quindi ha la possibilità di scegliere la busta. Sì. Folgaria 43, Tolmezzo 60. Ma lanciamo la sigla perché è arrivato il momento del gioco in friulano. Pronti con la sigla? Giovanni? Noi scegliamo la 4. Perché la 4? Perché prima era la prima, adesso è la seconda. Dovrebbe giocare a nostro favore. Non arriva a capire, ma insomma. Speriamo giochi a nostro favore. Allena assunta in soltanto al dolare tal 2000, lei ha tutte le logiche dentro. Allora, la busta 4, sì, è dall'italiano al friulano. Ai, vedi che dall'italiano al friulano, quindi io finalmente le dirò in italiano per voi. E tu in friulano. Prima parola, 1 minuto di tempo, Quaresima. Quaresima. Cenere. Cinese. Aringa. Arenghe. Baccalà. Baccalà. Astinenza. Astinenza. Digiuno. Digiun. Giusto? Penitenza. Penitenze. Sì? Espiare? Sì. Espria. No. Quaresima. Quaresima. Cenere. Cinese. Aringa. Arenghe. Baccalà. Baccalà. Astinenza. Astinenze. Digiuno. Digiun. Penitenza. Penitenze. Espiare. Pura. Purga. Purga. Bigotto. Bigotto. Preot. Domenica delle Palme. Domenica delle Olive. Bravo, 10 su 10, bravo, in tempo. Bravi. 10 punti conquistati da Folgaria, quindi ora tocca a voi con la busta numero 3, che è quella quindi dal friulano all'italiano. Giusto? Busta 3. 1 minuto, pronto Emanuele? Pronto. Pronto. Carneval.
Carnevale. Crostui. Rostoli. Fritulis. Frittelle. Mascaris. Maschere. Char. Carro. Fieste. Festa. Ioebe grasse. Giovedì grasso. Matea. Giocare. Mataran. Pazzerello. Sì. Sì, va bene. Gabe. Gabe. Imbroglio. No. Carneval. Carnevale. Crostui. Rostoli. Fritulis. Frittelle. Mascaris. Maschere. Char. Carro. Fieste. Festa. Iobe grasse. Giovedì grasso. Matea. Giocare. Mataran. Pazzerello. Gabe. Scherzo. No. No. E niente, non riusciamo comunque con i tempi, quindi 9 su 10. Gabe era presa in giro, sbeffeggio, irrisione. Burla, la beffa, che non è lo scherzo, è la beffa. 9 su 10. Poi vediamo com'è andata, ma adesso con il nostro Walter andiamo un po' a raccontare quelle che sono le iniziative, i progetti, quello che avete in mente di fare e come è composta la vostra Proloco. Come sta andando? Bene, buonasera. Beh, la Proloco di Folgaria possiamo dire che è rinata, ripartita nel dicembre del 2019. Dopo quasi un decennio che era ferma, faceva delle piccole attività e con la fine del 2019 è ripartita. Si è fatto lo statuto, si è creato un nuovo direttivo e si è partiti con il vento in poppa, no? Però è arrivata la pandemia. Esatto. Che non ci ha fermato. Infatti abbiamo al di là diciamo, delle sagre paesane che comunque sono gestite dalle associazioni di Folgaria, abbiamo dato vita a un'altra iniziativa che abbiamo chiamata Folgaria Arena. Perciò una serie di spettacoli, pubblico spettacolo, concerti, teatro, presentazioni di libri, eccetera, sia dell'estate 2020 sia dell'estate 2021. Tutto questo è stato possibile grazie a una grandissima condivisione con l'amministrazione comunale e soprattutto con le associazioni locali. Bene. E siamo un po' una Proloco che ci hanno definito alcuni anomala, no? Perché non pensiamo alla sagra, in quanto appunto le sagre, la festa della Trotta la fanno a Cornino, la festa del Carmine la fanno a Flagonia, no? E ci siamo indirizzati verso diciamo, la promozione del territorio. Infatti stiamo portando avanti un progetto adesso di pulizia di sentieri per organizzare tutta una serie di passeggiate tematiche su tutto il territorio comunale per l'intero anno solare. Siamo convinti che invece di fare un evento che porta grandi numeri, forse fare tanti piccoli eventi alla fine dell'anno portano lo stesso tanti grandi numeri, però sul territorio ci passa più gente e sempre continuamente. No? Ecco, siamo stati a Friuli Doc a settembre 2021, c'è grande entusiasmo, ci sono tanti giovani, uno è Giovanni, e qui abbiamo Alessia che è la nostra presidente del revisore dei conti, Roberto che rappresenta la frazione di Flagonia, è membro del consiglio direttivo, Daniele da poco nostro associato e si occupa di auto d'epoca, infatti lui organizzerà quest'anno assieme a Massimiliano due eventi con le auto d'epoca, due percorsi nell'intera area collinare. Dietro a me c'è Marina, che non fa parte della Proloco, ma è grande sostenitrice della Proloco, della responsabile della scuola media di Folgaria. Bene, perciò benissimo. insomma siamo qua. Bravissimi, complimenti. Facciamo un tuffo a Tolmezzo? Cosa combinate a Tolmezzo? Beh, noi a Tolmezzo siamo entrati nella direzione da giugno. Sì. Poi faccio una piccola parentesi.
2 o 3 mesi fa poi ho conosciuto il signor Walter di Forgaria in una riunione tra le Proloco e ho potuto apprezzare e ammirare e lasciarmi ispirare anche da molte cose che ha detto in questa riunione, quindi è veramente un presidente illuminato. Noi abbiamo illuminato! Abbiamo preso la direzione della Proloco in giugno del 2021, ovviamente con il Covid che incombeva. Nonostante questo siamo partiti per organizzare subito la Sagra del Borgat, che è l'antica festa della Madonna nel Carmine di Tolmezzo, e dopodiché abbiamo realizzato altri eventi. Abbiamo inventato una cena dei desideri la notte di San Lorenzo in piazza 20 settembre, poi abbiamo fatto un paio di presentazioni di libri e quindi è arrivato l'eventone che essere organizzato così a 2 o 3 mesi dalla partenza non è stato uno scherzo, che è la festa della mela. E siamo stati baciati dalla fortuna perché il clima ha retto perfettamente in una maniera pregevole, è stata un'edizione veramente di successo. Dopodiché quest'anno abbiamo giocato l'asso perché siccome ci stavano andando dritte tutte quante abbiamo pensato noleggiamo una bella pista di pattinaggio sul ghiaccio ecologico e la mettiamo in piazza 20 settembre. Più o meno la maggior parte delle persone a cui l'abbiamo chiesto ci hanno detto non fatelo perché è una pazzia anche economicamente, l'abbiamo fatto e abbiamo avuto anche in questo caso fortuna perché è stato un dicembre molto molto bello a Tolmezzo. Attorno alla pista abbiamo realizzato... Le casette? No? Sì, abbiamo messo 2 casette a servizio della pista. Abbiamo fatto un paio di eventi, abbiamo realizzato il primo Dolce Carnia, che è una rassegna di dolci prodotti da aziende della Carnia, e dopo abbiamo fatto il primo mercatino di Natale della Porta di Sotto. La Porta di Sotto è nel quartiere del Borgat, un antico quartiere di Tolmezzo, è molto bello, molto affascinante, ci sembrava giusto premiarlo con bancarelle per i 2 giorni 18-19 dicembre. Adesso, presi da questa euforia iniziale, ci stiamo aggiustando le ossa della fatica del dicembre, però vogliamo organizzare tante altre belle feste a partire da quella che era la festa dei fiori e che forse riposizioniamo cambiando nome, mantenendola però sempre in aprile. Qui assieme a me ci sono Marco, Licia, Loredana che è anche vicepresidente della Proloco, Danilo, già vigile di Tolmezzo, che tutti quanti adesso quando lo conoscono dicono ma era così cattivo quando era vigile, invece adesso è buonissimo, è una persona squisitissima, sicuramente lo era anche prima ma per lavoro non poteva farlo. E Giovanni che è un amico della Proloco ma ha la sua associazione di radioamatori. Ah, che bravo, bello, bello. Ex vigile del fuoco. Ah, quindi abbiamo tutto esatto. No? Tutti, insomma, le forze dell'ordine. Ci stiamo organizzando per la gestione del territorio in tutti i modi possibili. Bravissimi, complimenti anche alla Proloco di Tolmezzo. Adesso vediamo com'è andata, chi ha vinto questa puntata, ma chi dovesse aver perso, c'è ripescaggio, quindi mi raccomando. Andiamo a vedere subito com'è andata e chi va alla seconda fase di Lo Sapevo. Forgaria 53, quindi passa Tolmezzo con 69 punti. Vince la Proloco di Tolmezzo. Ma Forgaria ha ancora una chance. Siete giovani, siete tutti sui social, fatevi ripescare su Facebook con i vostri like. Giovanni, mi raccomando. Lo farò subito. E anche Alessia, che siete giovanissimi, voi dovete ma anche farvi... anche Roberto. Anche Roberto, beh, allora adesso tutti. Ci sarà tra poco la vostra foto sulla pagina di Lo Sapevo, ma poi ci sarà un'altra pagina dedicata a ripescaggio nel momento in cui partirà ufficialmente il ripescaggio, ma ci saranno contati anche questi like, quindi fatevi votare nella pagina Facebook Lo Sapevo sotto la vostra fotografia, ok? Va bene. Bene. Perché 3 Proloco verranno ripescate, quindi c'è una grossa possibilità, invece voi ritornerete, quindi allenatevi, mi raccomando. Ok. Sulla gastronomia ci stiamo già dando mi pare che ti alleni già da tempo, no? Complimenti alla Proloco di Tolmezzo e complimenti a Claudio Romanzin. Facciamo l'applauso, sì, vedi che ci sono i tuoi fan.
Mi farò ripescare anch'io, metterò la mia foto e sotto uno può mettere tutti i like. Ma tu non sei su Facebook? No. Appunto perché, ma così è tutta una sorpresa, no? Ah, va bene, va bene. Ok, ragazzi, complimenti, ritornerete in studio, Forgari ha la possibilità di farsi ripescare, adesso voi andate a festeggiare comunque, certo, giusto? ci mancherebbe. Ci mancherebbe. È bello però anche questa sinergia, questo modo di vivere anche le Proloco assieme, cioè il fatto che il Presidente abbia detto che tu sei un Presidente illuminato, insomma è bello, no? Cosa dici, Walter? Col microfono però, te lo sei già messo in tasca? No, fa piacere perché insomma, poi insomma, gli incontri che facciamo a livello di Proloco sono importanti perché insomma, ci si scambia delle idee, no? Perché adesso il futuro è nel fare rete, bisogna stare assieme, lavorare assieme e lì si raggiungono grandi risultati. Bravi, con questo chiudiamo in bellezza, ringrazio la mia squadra. In regia Simone Caramaschi, Francesco Snidero e Chiara Miscoria, grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata. Mandi Claudio! Questa trasmissione è stata offerta da Centro Dentale Coop.